e proprio. Allora partiamo da questa notizia, da questo titolo, per parlare di politica, dei rapporti all'interno del centrodestra, all'interno del centrosinistra, il governo delle larghe intese, insomma parliamo un po' di tutto, perché di questo si occupa Focus con voi, grazie ai giornali e tutti quanti noi dovremmo dare buon esempio. Sì, d'accordo, però è anche vero, direttore, che gli insulti quando provengono da destra sono sbagliati tanto quanto nell'occasione in cui provengono da sinistra. Non credo che questa sia una giustificazione. Però mi consenta per un attimo di approfittare della mia professione, perché questo è il paese dove troppe volte ci troviamo a volere la condanna a morte a caldo di un presunto responsabile, salvo poi implorare, fare raccolte di firme, campagne di stampa per cercare di far avere la grazia. Mi viene in mente tanti casi di persone che, avendo commesso crimini efferati, il primo che posso citare è Sofri, hanno poi beneficiato di un vasto movimento di opinione pubblica per ottenere la grazia. Mi sembra quindi che se il comportamento di Stivali, in questo caso ho sentito chiederne le dimissioni da parte dell'esponente della CGIL, se il comportamento di Stivali è fuori di dubbio sbagliato, cerchiamo di graduare però la pena rispetto al reato, passatemi i termini giuridici, al reato che gli si addebita. Non si può pensare che per aver usato un'espressione sbagliata, punto, e non vi è altra definizione se non questa di sbagliata, non si può pensare però di condannare a morte chi ha commesso un furto. Cerchiamo una proporzione equa, doverosa mi sembra la richiesta di Luca Zaia, del governatore, di pretendere da lui delle scuse formali e scritte, quanto poi alle richieste di dimissioni. Sentivo prima richieste così di dimissioni. Non mi sembra che l'Italia sia un paese nel quale lo sport delle dimissioni sia quello più praticato. Ci sono moltissime altre situazioni che meriterebbero dimissioni per aver veramente pregiudicato gli interessi di tutti gli italiani. Qui parliamo di una persona, l'assessore Stivali in questo caso, che conosco di vista, quindi non lo voglio difendere certamente io, però vorrei che fosse applicato un'equa proporzione rispetto a all'errore di cui stiamo discutendo. È un errore senza se e senza ma, punto. Dopodiché forse credo che non dovremmo seguire l'esempio del Corriere della Sera, che ha dedicato pagine di apertura e articoli di fondo a questo tipo di vicenda. Lo ricordava prima anche l'assessore Donazan, i problemi di cui quotidianamente siamo tutti chiamati ad occuparci sono di ben altra levatura, l'abbiamo visto anche da alcuni SMS che sono arrivati, per cui riportiamo la cosa alle sue corrette proporzioni. È stato un errore infelice, brutto, posso usare anche la parola osceno. Mi sembra corretto quello che ha chiesto Zaia, ha fatto Stival, di chiedere profondamente scusa. Lo stesso vale per Calderoli, ho parlato di Stival perché Veneto. Direi che senza voler togliere a lei il lavoro, direttore, credo che forse potremmo passare ad occuparci di argomenti che stanno molto più a cuore i nostri concittadini veneti. Perché poi queste cose vanno dette e ti dimetti da assessore. Se per me potrebbero dimettersi tutti, scanso di equivoci. Mi sembrava una sproporzione esercitata nei confronti di chi ha sbagliato e ha sbagliato rispetto a tanti altri errori molti più gravi rispetto ai quali non ho visto questa grande levata di scudi. Tutto qui, dopodiché non sono l'avvocato di Stivali, lo conosco a malapena, no? Per cui figuriamoci se ci tengo a difenderlo. Per quel che mi riguarda, ripeto, era una constatazione credo di buonsenso e questa volta mi trovo d'accordo, a differenza di altre volte, per esempio mi trovo d'accordo col governatore Zaia nell'intervista che ha reso prima, tutto lì. Un parere credo che sia di assoluto equilibrio, dopo tutto è opinabile naturalmente. Allora, qui ci sono, Presidente, ci sono tasse, dopodiché lo Stato non riesce a tagliare la spesa. Cioè, infatti, allora tutto il sangue che versiamo, domanda ormai quasi banale e rituale. Ma credo che la risposta l'abbia fornita in maniera ineccepibile l'onorevole Goicis prima, quando diceva che la situazione è irrisolvibile. Chiunque si trovi a governare non ha in mano gli strumenti per poter risolvere questa crisi. Dati non sono opinioni. Man mano che è aumentata la pressione fiscale è continuato ad aumentare anche il debito pubblico. Allora a che cosa serve buttare, come lei giustamente chiedeva, buttare queste risorse in un calderone che sotto è completamente bucato? È un prelievo di risorse
in particolare dal Veneto, che vengono buttati in questo calderone. Perché non sono d'accordo, prima mi trovavo d'accordo con l'assessore Donazan, ora vorrei contraddirla, quando dice che è una situazione nella quale tutta l'Italia soffre. Attenzione, riferisco non opinioni mie ma dati di Fitch e di Standard & Poor's, due autorevolissime per quanto criticabili agenzie di rating. Hanno dato, sì assessore, però hanno dato all'Italia la tripla B, è appena stata retrocessa, sostanzialmente un'affidabilità pari a quella della Bulgaria, vado a memoria, mi pare che abbia la tripla B. Viceversa, pur avendo attribuito la tripla B anche al Veneto, hanno riconosciuto che questa tripla B è dovuta al fatto che il Veneto si trova nel sistema Italia. Se il Veneto fosse per conto proprio, non sono parole di un indipendentista ma sono parole di Fitch, godrebbe della tripla A. Allora questo va anche a merito, questo va a merito anche di chi amministra il Veneto, ma va a merito prima di tutto dei veneti. Cerchiamo di capire bene, vogliamo continuare a farci rapinare delle nostre risorse per spedirle altrove, per esempio a comprare gli F-35? Perché quando lei mi dice, assessore, ma vanno a finanziare anche aziende, a creare posti di lavoro in aziende come Alenia, benissimo, nessuno più di me è favorevole all'iniziativa privata, all'impresa, purché non siano finanziate con i soldi pubblici, perché non dimentichiamo che non stiamo parlando di un'azienda che chiede un aiuto per poi poter remunerare lo Stato. Qui parliamo di un'azienda che sta godendo di commesse che derivano dal sistema pubblico. In questa situazione, non so come la possa pensare lei, io sono contraria. In questa situazione far pagare gli utili poi di Alenia, perché è tutto da vedere che vengono reinvestite, ma gli utili di Alenia a tutti i contribuenti, personalmente non mi vede d'accordo nel momento in cui si va non a finanziare un ospedale o la costruzione di una strada, ma si va a finanziare una spesa di quel tipo. A me personalmente, a differenza sua, di essere... La domanda è, lei è contrario alle spese militari? A questo tipo di spesa militare assolutamente sì, sono contrario. I soldi per gli F-35 andavano spesi in un altro modo. Sì, se bastassero queste risolvere i problemi economici del paese. Cominciamo da questi, non avremmo nessun problema. No? Cominciamo da questi. Perché... Sì, io sono d'accordo senza nessuna riserva mentale con quello che lei ha appena detto, cioè sul fatto di andare a colpire duramente chi si è reso responsabile, chi si fosse, uso il condizionale fino a prova contraria, chi si fosse reso responsabile di ruberie, di malaffare e quant'altro. Però mi ha colpito prima quello che diceva anche il consigliere Bozza, riferito, e torno, me ne scuso al discorso lavoro, brevissimo ma importante. Non è vero, o forse era vero un tempo, ma non è più vero oggi, che i nostri ragazzi non sono più disponibili ad assumere anche le mansioni più umili. Perché tutti noi, penso, ciascuno nel proprio ruolo, si trova quotidianamente la gente, i ragazzi e, come diceva l'assessore, il cinquantenne che ha perso il posto di lavoro, che bussa alla porta disperato, mi dai una mano a trovare un posto di lavoro, conosci qualcuno che assuma? Adesso. Non 10 anni fa, adesso però. No, troppo comodo. Consigliere, è come questo consigliere, io sto dicendo che dobbiamo in questo momento, tutti, il mio è un invito, non un ordine sia chiaro, ma dobbiamo tutti impegnarci a finirla di disprezzare il nostro Veneto. Perché quando sento dire... Tu stai scherzando? ma non riferito, Bozza, non riferito, consigliere, non riferito a quello che diceva lei, mi lasci finire, ho visto anche poco fa un sms dove un ascoltatore scriveva che gli extracomunitari vengono qui perché non si trova più nessuno che vuole raccogliere i pomodori o mungere le mucche. Non è più vero. Il mio è un invito, ho detto, non è un ordine. L'invito è quello di fare tutti squadra per ribadire come nel nostro Veneto ci siano le professionalità, e lo diceva prima l'assessore Donazan, che sono state formate con l'impegno e con le risorse dei nostri veneti, della nostra amministrazione. Ci sono le istituzioni, guardo i sindacati, guardo anche i partiti di sinistra, come il collega qui a fianco, che dice dobbiamo tutelare gli ammortizzatori sociali, ma non dimentichiamo la ricchezza che abbiamo, finiamola, e mi riferisco anche a una puntata precedente, il direttore se la ricorda, di parlarci male addosso. Siamo ancora una terra, una civiltà ricca, ogni giorno di meno ma ancora ricca, e cominciamo a morire di fame. Chiediamoci quali possono essere le soluzioni. Ma perché perché mi sto staccando dalla Lega io?
No, ma Bozza, ho preso lo spunto da quello che diceva, ho preso lo spunto da quello che diceva per prendere... rappresentano il Veneto. Ma io non parlavo. Ma no, Bozza, quelle sono cose interne alla Lega, ve le vedete voi all'interno della Lega, per Questo è il carità. problema, questi non guardano più il Veneto, No, l'autonomia, è il uno dei federalismo, problemi. per altre cose. Io invece non sono d'accordo per il mio Veneto. Sono stato il primo dopo Foggiata a votare per il referendum in Veneto e poi abbiamo riportato di nuovo. Ma non era una critica ad persona, Bozza, visto che è un termine che va di moda oggi. Ma io sono...